Da qualche giorno si sta sollevando l'opinione pubblica riguardo l'intervento di riqualifica dell'Oasi San Felice. Le prime perplessità le ha espresse fin da subito Erminio Bibi, che dell'area del Forte San Felice è un cultore, ma la voce di semplici cittadini si sono unite alla sua. Nel frattempo, le rassicurazioni portate dal consigliere regionale Marco Dolfin, che ha confermato la validità dell'intervento realizzato da Veneto Agricoltura, non sono bastate a dissipare dubbi e incertezze riguardo la salvaguardia dell'area. D'altronde è difficile essere rassicurati sul mantenimento di un habitat quando questo viene spogliato di innumerevoli alberi di una certa consistenza. È stato detto e ribadito che le piante che sono state eliminate o erano morte o erano malate, ma probabilmente alla cittadinanza sembra impossibile che non si possa salvare quasi nulla in 11 ettari di terreno. Al posto degli alberi che sono stati tagliati anche di un'ottantina d'anni, si stanno piantumando fuscelli che dovranno vederne passare di anni e di stagioni per poter fare una misera ombra. Interviene ora il consigliere comunale Lucio Tiozzo, Partito Democratico, il quale presenta un'interrogazione sul mancato passaggio in commissione consiliare di un intervento di tale portata. L'amministrazione comunale, in un intervento come questo, opera di compensazione per il Mose, finanziato con soldi pubblici, competenza dell'ex magistrato alle acque, dovrebbe vigilare. Il progetto a cui si sta lavorando non è passato ufficialmente in commissione consiliare, ha affermato Tiozzo, non è stato discusso. Ciò ha privato la cittadinanza delle informazioni necessarie per comprendere la portata e l'impatto dell'intervento. Si tratta di un passaggio indispensabile per conoscere l'avanzamento dell'opera, i tempi e i modi in cui sarà realizzata. L'interrogazione presentata vuole risposte sulle motivazioni della mancata presentazione dell'intervento in commissione consiliare, sul ruolo dell'amministrazione nella vigilanza sull'intervento stesso e se l'amministrazione intenda attivarsi perché il progetto venga presentato in commissione. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.